Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizia dal Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Lo sponsor della puntata di oggi è deltaprati.it, il vero prato verde, in erba naturale in pochi minuti. Oggi cominciamo dal Corriere del Veneto, Padova e Rovigo. In prima pagina, vaccini stop da Roma, Flor dai NAS. Il Ministero della Salute blocca le trattative con intermediari. Zaia, l'inchiesta, abbiamo avvisato noi delle offerte. La procura indaga sui faccendieri e ipotizza il reato di truffa. E nella paginetta dedicata a Rovigo, Fresenius più grande per fare la penicillina e plastica in difficoltà. Il settore della trasformazione della plastica è in ginocchio perché mancano le materie prime. È appunto l'allarme lanciato da Confindustria Venezia e Rovigo, che sottolinea come da ottobre i maggiori fornitori europei continuino a tagliare i rifornimenti. Per contro, ieri alla Fresenius Kabi di Villa Dose inaugurato il nuovo impianto New Americans. L'impianto farà aumentare di 25 milioni di dosi una penicillina sterile carente in tutto il mondo. Vaccini, si parte l'8 marzo con AstraZeneca per 3.500 persone. Infatti l'8 marzo si parte con le scuole utilizzando le dosi di AstraZeneca. Docenti e personale ATA saranno scaglionati per evitare qualsiasi problemi ai singoli istituti. Verrà attivato un sistema di prenotazioni online. I responsabili dei sindacati dicono: vedo una grande attesa dal personale e confidiamo vi sia un'ampia adesione. L'economia al tempo del Covid-19, la crisi dei locali, apertura a singhiozzo e ristori insufficienti. Pub e birrerie un anno in ginocchio. I titolari a caccia di soluzioni per poter aprire al minimo e c'è anche chi rinuncia ai contributi a favore dei dipendenti. Per molti locali l'arrivo dei ristori in assenza di zona rossa sono rimasti solo sulla carta. Ne abbiamo parlato ieri per quanto riguarda Badia, oggi parliamo anche di Portoviro perché i residenti sono sotto quota 14.000. Nel 2020 la popolazione è diminuita di 142 unità, proseguendo un trend negativo iniziato da tempo. Costante il saldo tra nuovi arrivi ed emigranti, favorito dall'aumento degli stranieri a quota 699. A livello statistico la popolazione fino a 15 anni rappresenta poco più del 10%, mentre quella che supera i 65 sfiora il 26%, con ben 7 centenari. Rosolina, Gildo Ghezzo, già sindaco di Rosolina, afferma: la cappella Laudato Si all'orto botanico di Rosolina merita di essere meglio valorizzata. Si è già smantellata infatti l'installazione provvisoria realizzata giusto per l'evento inaugurale dello scorso ottobre, che ha avuto risalto a livello mondiale. Fa discutere il mantenimento della cappella Laudato Si all'interno del giardino botanico di Porto Caleri. Ghezza a questo punto avanza una proposta che è quella che l'orto botanico diventi la cappella Laudato Si, spostando il cerchio luminoso all'ingresso e poggiandolo su 4 colonne intarsiate dagli artigiani artisti del Delta. Voce di Rovigo, vaccini affossati dai postini in prima pagina. Infatti l'articolo afferma ci sono paesi nei quali le lettere di convocazione per i vaccini neppure sono arrivati. Gli anziani sono allarmati, il piano vaccinale è nel caos. L'ANP CIA di Rovigo segnala la situazione di incertezza e disagio che soffrono tante persone che sarebbero favorevolissime al vaccino. Sempre dalla Voce di Rovigo, case popolari, Ater, nel 2011 saranno consegnate 150 alloggi. Lo afferma il presidente dell'Ater Guglielmo Ferrarese, che afferma inoltre che entro aprile ci saranno i primi 60 alloggi consegnati. Notizia di cronaca, scassinano i serbatoi di propano e fuggono. Poteva saltare in aria tutto, persone ed aziende. Fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco che hanno scongiurato il peggio. È avvenuto infatti nel campo di via Piacentina a Santa Maria Maddalena, comune di Occhiobello. Cosa sia accaduto ancora non si sa, ma di certo qualcuno nella serata di venerdì 19 febbraio ha manomesso 2 serbatoi di GPL. Grazie per i vostri ascolti, vi ricordiamo che tutti i giorni alle 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, nelle frequenze 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!